Buongiorno a tutti. Un attimo solo che c'ho un ritorno enorme di audio. Ok, stavo finendo di leggere qualche messaggio che continuano ad arrivare sui canali Telegram di cui faccio parte. Benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Oggi è 1° marzo 2023 e siamo pronti per una nuova live. Ok, l'audio dovrebbe arrivare bene, l'audio non dovrebbe avere problemi. Ciao Willy, benvenuto Willy da YouTube. Ricordo che siamo in live su Facebook, su YouTube e su Twitch, Allora, mi lascia un po' l'audio così riesco a capire se si sente bene o si sente male, perché non lo capisco mai. Allora, oggi abbiamo qui un vecchio PC portatile. Mi è stato chiesto di sostituire il vecchio hard disk meccanico con un SSD che abbiamo ovviamente acquistato su Amazon, ok? E questa poi è la pennetta con cui andremo a fare l'installazione di Windows 10. Ho fatto il download dal sito originale della Microsoft del tool che contemporaneamente scarica e configura la pennetta per essere avviabile su un PC e per poter fare l'installazione. Questo mi sembra che era un PC su cui c'era installato Windows 8, ma sappiamo che già le licenze di Windows 8 8.1 sono già compatibili con il 10, quindi non ci dovrebbe essere problema nell'installazione del nuovo sistema operativo. Questo è un vecchio PC Toshiba, vedete? È un vecchio PC Toshiba e dobbiamo procedere all'installazione qui dentro del hard disk. Poi in un secondo momento andremo ad acquistare anche la RAM, ok? Allora, dovrebbero bastare anche 2 cacciaviti, di cui uno a croce molto molto piccolo, ok? Manuel, buongiorno Manuel, benvenuto. Nella mia storia c'è anche l'installazione. Io ho avuto anche un negozio di computer per 4 anni, dal 2010 al 2014, e prima ancora ero sistemista senior in Ericsson, dove ho avuto modo di fare tanta esperienza di installazione di personal computer, partendo dal vecchio Windows NT4, Windows 95 e 98 come client e Windows NT4 Workstation e server per la parte server e professionale. Quindi diciamo ho un'esperienza più che decennale nell'installazione di PC e di hardware, quindi ho fatto parte anche del servizio di helpdesk di Ericsson. Ok, allora l'hard disk, ho levato un'altra vitina, solo 2 viti sono necessari. L'hard disk è questo qui, come vedete, è un 2,5 pollici, serialata. Allora adesso io mi aiuto con questa pennetta per sollevare e andare a staccare. Vedete? Questo è l'hard disk. Prima c'era tutto un caddy, adesso basta togliere questo supportino in metallo e andarlo a mettere sull'SSD per fissarlo poi alla scocca del PC. Allora, questo è l'hard disk, mi pare costato 22 euro, quindi diciamo una spesa abbastanza sostenibile, diciamo. Eccolo qui, vedete, questi sono gli SSD, un 240 giga, sono molto più che sufficienti perché dovrà essere usato come PC da office, Quindi questo è un Kingston 240 giga, ovviamente che sia 10x faster a noi poco ci interessa, in quanto il PC ha il bus che non è di ultima generazione, essendo un vecchio PC, però senz'altro essendo un SSD il PC ne acquisterà in velocità. Andiamo a sballare, eccolo qui. Tra l'altro questo si potrebbe mettere anche senza il supporto, quello lì, vedete? Tra l'altro
sotto è metallo, questo non è male, così dissipa abbastanza bene il calore. Vediamo se lo riesco a mettere questo, volentieri che lo rimetto, perché sennò va bene anche. Vedete, con un solo cacciavite si sfilano tutte le viti. Io ho questo che lo chiamo il fedelissimo cacciavite. Vedete? Un cacciavite a croce, molto piccolo, con una punta ben fatta. Se si spuntano questi cacciaviti a croce non ci fai più niente. Però, visto che questo ha la punta fatta molto bene, allora, ok. Allora, questo mi pare che era un 500 giga, ma erano utilizzati tipo 3 giga. No, questo è un 200 giga. 200 giga, quindi anzi, quell'altro è pure più grande. Pensate quanto è vecchio questo, è un Toshiba, eh? Toshiba, ve lo faccio vedere da vicino. È un Toshiba 2 pollici e mezzo da 200 giga. Ok? E lo mettiamo qua. Mentre questo lo dobbiamo mettere così, così, così. Ok. E ci andiamo a mettere le vitarelle. E questa diciamo è la parte hardware, la parte in cui bisogna avere i cacciaviti. Ok. Ok. Mi continuano ad arrivare messaggi sui vari gruppi Telegram. Tra l'altro faccio parte, cioè sono il creatore del gruppo Amiga Ita. Se vi va andatevi a iscrivere. Allora, questo quindi va così, va infilato qui. Allora, ok. Allora, questa era quella corta e andava qua. Perfetto. Ok. E quindi l'hard disk, come vedete, è stato correttamente installato nella sua sede. Eccolo qui, questo nero. Qui c'è la RAM, sono 4 giga, aggiungeremo altri 4 giga sullo slot libero. Ok? Allora, come vedete lo sportellino è questo qui, va tutto a incastro, quindi tutto di plastica, tranne che per un'unica vite che va qui. Ok? Quindi procediamo alla chiusura del case, è tutta in incastro come abbiamo detto. Ok, tanto poi lo dovremo riaprire quando arriverà la RAM, ma noi anche con poca RAM possiamo procedere all'installazione del sistema operativo. Ok, allora, eccoci qua. Ok, il PC praticamente è già pronto, l'hard disk è nuovo, quindi non c'è installato nulla. Ok, noi andiamo a mettere la corrente. Ok, e poi ci andiamo a mettere la pennetta USB avviabile. Ok, CTRL ALT CANC, CTRL ALT CANC, dove sta il CANC qua, CTRL ALT DEL. Allora vediamo se fa il boot dalla pennetta. Non mi sembra. No, allora bisogna entrare nel BIOS. CTRL ALT DEL, non so se è F10. No, CTRL ALT DEL INS, niente, non mi ricordo qual è il tasto per entrare nel BIOS, niente, CTRL ALT DEL, io mi ricordo che era F2 o F10. Niente, se non riusciamo ad entrare nel BIOS possiamo fare poco e niente, anche perché non è settato come avviabile la pennetta. F12 no,
non entra nel BIOS. F5, F5, F7, F5, F5, F8, F12, niente. Io pure mi ricordo F12, F8 l'ho premuto ma F8, 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 Toshiba, F8, niente, vedi, F8, niente. C'ha problemi su F2, F2, F8, F2, F8, uno dei due, niente. Vedete come compare? Compare l'avvio da rete, perché questi PC avevano anche l'avvio se il sistema operativo poteva stare anche in rete. Niente. Allora, CTRL ALT e DEL. F2, F8. Qui c'è qualcosa che non va. Io pure mi ricordo F8, però andiamo a spegnere tutto. Anche F2 alcuni. Niente, è talmente veloce che sembra come se il BIOS quasi non c'è. Eppure con l'altro disco funziona perfetto il PC, Allora, F2 non è. Allora, ovviamente questo è uno dei quei vecchi PC che ci avrebbe anche il CD-ROM, Cioè, qui c'è... Di qua c'è il CD-ROM. Però non mi vado a mettere adesso di masterizzare un DVD per metterci Windows, deve partire dalla pennetta. Proviamo a mettere la pennetta dall'altra parte. La pennetta funziona perché già l'ho installato un Windows 10 con questa pennetta. Cance, esche, F1, F2, lo so, sono tutti provati tutti. Check cable connection. Cance sarebbe Dell. Poi esche non va. Dell. CTRL ALT Dell non gli piace. Dai, sono accetto F1 F2, ma proviamo con F1, F1. Ma F1 è l'help, di solito non è per il BIOS. F1 niente. F2 niente. F3 F4 uno dei due niente. Allora, fatemi pensare come si può entrare nel BIOS di questa macchina. Niente, F9, F10, niente. Niente, non mi fa entrare nel BIOS. E se non entriamo nel BIOS non possiamo sperare di installare il sistema operativo dalla pennetta. Ma poi neanche, perché F8 di solito era il boot menu per scegliere poi da quale periferica avviare il PC. C'è pure un tasto che serve, ti compare il boot menu per il boot and select proprio il boot device. Ora insert boot media in selected boot device and press any key. Ecco. Niente. Bisogna far comparire anche il boot menu, va bene anche se a me mi compare il boot menu. Niente. Sto provando tutti. È come se non ci fosse più il BIOS su sta macchina, perché è troppo veloce quella schermata. Allora, innanzitutto vediamo se funziona, se vede i dischi, le cose. Allora, qui ho i miei strumenti con cui lavoravo in Ericsson, quindi qui stiamo a livello di Windows XP. Ecco l'Erd Commander, potrei usare l'Erd Commander
che era un ottimo tool per lavorare. Qua c'è un Windows XP 8 in 1 ERD-PE. L'ERD sarebbe l'Emergency Repair Disk. Allora, vediamo qui che altro ci abbiamo. Così lo provo a me. Diamond boot CD con dentro l'Iron. Vediamo di partire con questo. Va, vediamo un po' che succede. Allora, questo è il Diamond boot CD e infatti che carica. Eccolo qui, sta caricando. Questo è il Diamond, guardate, starting from, vedete? Qui c'è sia Irent boot CD, la 8.2 vecchissima, poi c'è sta Mini PE e poi Ultimate boot CD U3.4. Vediamo un po' questa versione qui. Ovviamente tutto basato, questo è su Mini PE, Mini Pre-Installation Environment. Eh sì, lo so che con F12 sarebbe dovuto comparire il boot menu. Vediamo con un Mini PE, innanzitutto se mi vede l'hard disk, se è compatibile l'SSD con questo PC che è abbastanza vecchio. Come vedete è partita la barra di caricamento in basso. Questo è un CD di tool che io utilizzavo parecchio, tool per recuperare dati, per eliminare password o per andare a sistemare i registri di configurazione di Windows. C'erano tantissimi tool, partizionare gli hard disk, insomma tante cose si potevano fare con questi CD avviabili che si trovavano in rete all'epoca, ok? Erano molto di aiuto per noi sistemisti quando ci portavano un PC con un qualsiasi problema per recuperare, diciamo, il sistema operativo e la funzionalità del computer. Molto spesso mi hanno portato anche PC con, diciamo, con il master boot record andato sia per un virus o per un'operazione sbagliata, ma anche in quel caso con questi tool si poteva recuperare anche l'MBR, il master boot record, quello che adesso viene bypassato dall'UEFI BIOS. Ok, tra l'altro volevo attivare l'UEFI adesso un attimino, solo che vedete qui c'è scritto Microsoft Windows Mini PE Edition by DigiWiz, quindi questa è la versione Mini PE di Windows XP. Ok, sta caricando, ovviamente dovendo caricare da CD il caricamento è molto più lento. DigiWiz, vediamo se riesco a lanciare il caricamento del setup direttamente da Mini PE sulla pennetta. Se mi vede la pennetta io posso lanciare il setup, quindi la prima parte del setup, quando deve poi copiare i dati sull'hard disk, magari la riesco a fare direttamente da Mini PE. Però mi sembra che sia bloccato così. Windows Mini PE Edition, niente, ha piantato, si è piantato così. Possibile che non sia compatibile con Windows Mini PE, anche perché è molto successivo questo PC a questo dischetto. Andiamo a prendere uno un po' più moderno, perché il PC, questo dischetto sarà del 2006-2007, più o meno quegli anni là. Il PC sarà del 2010-2015, 2010-2012, insomma più o meno, quindi lì non c'erano sicuramente i driver. Allora, ICE XP, Windows XP Service Pack 3, DigiWiz, Mini PE, no, voglio vedere, Windows Vista, Ubuntu, non ci interessa,
Iren boot CD con 15.2, vediamo un po'. Questo è il penultimo Iren prima che uscisse quello non ufficiale. Allora, il modello del Toshiba, forse sta scritto qui, satellite C55, quindi satellite C55, è un Toshiba serie satellite. Boot from hard drive, no, mini Windows XP. Vediamo un po' se ce la fa a partire. Questa è l'ultima versione di Iren Boot CD, la trovate anche sul mio canale Telegram dedicato alle Twilight, le compilation MS-DOS di giochi e programmi. Ho fatto l'upload anche di tutte le versioni di Iren Boot CD. Iren Boot CD, come vedete, è velocissimo perché diciamo è ottimizzato per lavorare su CD, e quindi riesce a caricare il sistema operativo in modo molto molto veloce. Allora andiamo a vedere se ha visto l'USB. No, non vede l'USB. Ha lampeggiato un attimo, però non. Vediamo se qui c'era per montare le USB, perché c'era un. Allora, control panel. No. Vediamo nei programmi, devices. Install USB hardware, eccolo qua. Mi ricordavo, però mi sa che non lo vede perché le USB qua sono USB 2. All'epoca mi sa che neanche c'era l'USB 2. Niente, questo è mini XP e coso, e questo poi è il disco virtuale, quindi niente, no? Non me lo. Mi sa che devo per forza masterizzare il DVD. Niente. Allora devi premere Shift insieme a F2 o F12. Quindi Shift F12. Proviamo subito, Allora. Shutdown. Ok. Allora. Shift F12, allora, Ctrl Alt del Shift F12. Shift F12, perfetto, grazie. Mi ha visto subito la Kingston. USB 2, USB flash drive. E andiamo subito con il caricamento. No, non è partita la pennetta. Come mai? Proviamo a metterla di qua, va. Ctrl Alt del Shift F12. Eccola, partita. C'è la finestrella. Grazie Manuel, grazie dell'aiuto. Quindi questo possiamo levarlo, via. C'è la finestrella già di Windows 10. Vediamo che cosa succede. Ripeto, un PC vecchio, sarà del 2012, avrà 10 anni. Ok, diciamo che ci sono anche i pallini che girano. Eccolo. Ok, italiano. Io l'avevo scaricato in italiano, quindi va benissimo così. Ok, installa. Molto semplice, molto immediato. Avvio del programma di installazione. Vediamo un po'. Grazie mille Manuel. Vedete che bello fare le live un po' insieme. Allora, avvio del programma di installazione. Sta leggendo parecchio da pennetta. Ecco. Allora, metti il codice product key. Ignoro perché attualmente non ce l'ho. Momentaneamente non ce l'ho. Grazie mille Manuel. Vedete che bello fare le live un po' insieme. Ok.
poi lo metteremo successivamente il product key, va bene, la licenza ci piace, ok, la licenza, accetto l'EULA, la licenza, ok, allora aggiorna, installa Windows e mantieni i file no personalizzati, installa solo Windows, consente di trasferire file importanti, non ci interessa. Allora va bene qua, tutto l'hard disk, unica partizione 223 giga, vai tranquillo, sto copiando i file di Windows. Adesso ci metterà qualche minuto, trattasi pure la mia di una pennetta USB 2, qui c'era una sola porta USB 3 ma non c'avevo la pennetta a disposizione USB 3, quindi ecco già sto preparando i file per l'installazione, 0% e sta andando. Qui continuano ad arrivare messaggi, 1%, ora vediamo, proprio lentissima non dovrebbe essere, però si tratta sempre di circa 4 GB di dati da copiare dalla pennetta USB 2 all'hard disk SSD. Sta al 3%, 4%, diciamo non è proprio lentissimo, 6%, grazie mille Manuel. Nel frattempo possiamo parlare di qualcosa, vediamo un po' se mi viene in mente qualcosa di computer o di retro computing. No, così al volo non avevo preparato niente, quindi niente, aspettiamo l'installazione. Vabbè, forse vi posso parlare un po' dei sistemi operativi Microsoft, vediamo un po'. Allora, Microsoft, il primo sistema operativo che tirò fuori fu l'MS-DOS. L'MS-DOS venne diciamo adottato come sistema operativo di base per una marea di personal computer e diciamo da quel momento, da quando Microsoft diciamo fece accordi con le case produttrici, le grandissime case produttrici dell'epoca, già diciamo stava già diventando un colosso, perché qualsiasi computer che uscisse da una fabbrica doveva avere i dischetti dell'MS-DOS associati per poter essere utilizzato. Poi oltre al DOS Microsoft creò anche l'interprete dei comandi BASIC, tra l'altro anche adottato in alcune versioni di Commodore, di computer Commodore, montavano il BASIC della Microsoft, quindi il Microsoft BASIC. All'interno di MS-DOS venne aggiunto il GW BASIC, che era diciamo, un interprete BASIC molto molto buono. Io per qualche tempo ci ho anche programmato in GW Basic, poi però la Apple, la Commodore, già sul Commodore 64 col GEOS, la Apple aveva il suo bel sistema operativo a finestre, poi uscì Amiga col Workbench, tutto si stava diciamo portando più sull'aspetto grafico che non sull'aspetto solo testuale dell'MS-DOS. Già tanti utility, noi ricordiamo con affetto l'NC, il Norton Commander, che era un programma per lavorare sui file, rinominare, spostare, creare directory, eccetera, tutto basato su due finestre, e quindi già cominciavano a vedersi le finestre anche in ambiente MS-DOS, in bassa risoluzione, in ambiente di testo. Quindi fonte di tante spinte, la Microsoft creò diciamo un qualcosa, un bel programma a finestre per gestire meglio il computer. Questo era Windows, la versione 1.0, 2.0, 3.1, poi uscì la 3.11 for Workgroup, perché poi i computer cominciarono a essere messi in rete, erano le primissime reti coassiali molto lente, cavo punto punto, con i terminatori all'inizio e alla fine dell'anello, perché erano cosiddette reti ad anello e non reti a stella, e quindi i computer venivano messi in rete e quindi uscì la necessità di condividere le risorse
come può essere una stampante o una cartella, da un PC a un altro. E quindi uscì il Windows, opla, scusate che ho fatto un macello qui col cellulare, e uscì la prima versione di Windows, che poteva essere messa in una rete di computer. Il tempo passava, l'informatica correva, e quindi per stare al passo coi tempi Microsoft dovette far uscire per forza proprio un sistema operativo a finestre, non un programma a finestre come era Windows 3.11, ma Windows 3.11 si basava su MS-DOS, quindi uno prima caricava il DOS e poi Win e faceva partire Windows. Poteva essere anche messo il comando win.exe nell'autoexec.bat, così come ultimo comando veniva eseguito l'avvio di Windows 3.11, ma in ogni caso non si trattava di un sistema operativo Windows 3.11, mentre Windows 95 era prettamente un sistema operativo che poteva essere installato negli hard disk e partiva direttamente con, diciamo, una gestione di icone e finestre e cartelle. Ok? Quello fu il primo sistema operativo di Microsoft. Dopo Windows venne aggiornato, Windows 95, uscì Windows 95B e Windows 95C con funzionalità aggiuntive USB. Il Windows 95C infatti fu il primo Windows 95 a supportare le primissime porte USB che erano di tipo 1.0 e che si stavano affacciando sulla realtà, perché molti PC avevano seriali, parallele, prese VGA, però non avevano ancora l'USB all'epoca, quando uscì Windows 95. L'USB fu una presa innovativa perché si prestava a comandare qualunque cosa, ok? Quindi era di una comodità enorme. Noi avevamo sui PC la presa PS2 mouse e la presa PS2 tastiera. Qui intanto si sta riavviando e sta portando avanti l'installazione di Windows 10. Ok? Allora, praticamente Windows 95C abilitava alcune porte USB sotto Windows 95, però c'erano ancora un sacco di problemi, ma tanto mi richiede la stessa cosa. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, è ripartito col programma di installazione. Mi sa che gli devo dire di partire dall'hard disk, se no qua non ne usciamo più. Ora contro l'altro e qui non funziona perché ovviamente stiamo sotto Windows. Vediamo se riesco a... Scusate, poi continuiamo il discorso. Siamo arrivati a Windows 95C. Allora, questo ovviamente devo fare ESC, uscire, sì. Un'altra volta Shift F12 dovrò fare, guarda, Faccio prima spegne così. Ok. Riaccendiamo, Shift F12. Allora, SSD. Ok. Adesso dovrebbe continuare l'installazione di Windows. Vediamo un po'. Ok, sembra di sì. Preparazione dei dispositivi, sì. Allora, visto che diciamo, il tempo passava e la tecnologia andava avanti, Microsoft pensò bene di far uscire Windows 98. Ok, Windows 98 era un Windows 95 rivisitato dal punto di vista grafico e aveva, diciamo, una gestione delle periferiche migliore rispetto a Windows 95, che, diciamo, un po' l'ereditava anche da MS-DOS. Windows 98 ebbe pure Windows 98 SE Second Edition, che diventò molto molto stabile e quindi veniva adottata molto dai videogiocatori dell'epoca, ok? Perché fu una versione molto più stabile di Windows 95, con la gestione
molto migliorata delle varie periferiche, quindi schede video, schede audio, perché i PC non uscivano con una scheda video o una scheda video e una scheda audio fisse, ma erano intercambiabili man mano che passava il tempo e che venivano messe sul mercato delle schede video e delle schede audio sempre migliori. Ok? Quindi dopo Windows 95 B e C uscì Windows 98 e Windows 98 SE. Si stava avvicinando il millennium, cioè il nuovo millennio, e Microsoft uscì proprio con Windows ME Millennium Edition, che fu tra virgolette un flop, perché diciamo nell'ambito professionale contemporaneamente a Windows 95 e 98, soprattutto a Windows 98, usciva per i server e per le workstation un sistema operativo molto molto stabile che era Windows NT, che è partita la versione 3 eccetera e arrivò anche alla versione 4.0. A ritagli qua siamo ripartiti. Allora, annullare l'installazione sì. Allora, shift F12 e shift F12. Questo perché si deve avviare, se non cambio l'avvio qua divento stupido, perché mo parte sempre dalla USB e quindi ogni volta che si riavvia devo stare più tardi. Il product key più tardi non ce l'ho subito. Oh, andiamo a vedere. Ah, tra l'altro ecco, vedo che non c'ha la rete a 5 GHz, ma solo a 2,4. Va bene, ci connettiamo alla rete a 2,4 GHz. Allora, ok, sto verificando i requisiti di rete. Ok, quindi si è. Allora, usa impostazioni rapide. Solo un momento. Ciao. Ecco, ciao. Vabbè, la pennetta gli può servire ancora, ma dopo la levo. Quando si riavvia la levo e poi la rimetto. Stiamo configurando il tuo PC. Sto recuperando gli aggiornamenti automatici. Ma scritto per i ciechi, eh? Io sono un po' ciecato, ma da vicino, da lontano le. Torno subito. Io pure torno. Solo un momento. Troppo forti queste frasi che hanno messo. Ecco, si è riavviato. Levata la pennetta, fregato, e mo gliela rimetto. Eh sì, Manuel, purtroppo tocca fregarli così sti PC. Perché sicuramente qualche altro file lo deve andare ancora caricata la pennetta, perché ci ha messo troppo poco. Allora, a chi appartiene il PC? Appartiene alle mie aziende? Appartiene a me. A chi appartiene? A me. Avanti. Attendere. Email non mi interessa. Ignora questo passaggio. Attendere. Chi usa questo PC? Mo ci devo mettere per forza sta password. Legge la miseria. Vabbè, non utente. Toshiba. Utilizza una password sicura. Ma io poi la devo comunicare. Ok, senza utilizza una password sicura ed è passato senza password. Troppo forte, troppo forte. Toshiba, benvenuto, ciao. Ciao. Stiamo configurando il PC, stiamo loro, sì, ok. Non servirà molto tempo. Configurazione delle app in corso. Non servirà molto tempo, no, no. Molto poco, va bene. Chi va di fretta? Configurazione delle app in corso. Vabbè, sta configurando le app. Non servirà. Allora, siamo arrivati a Windows Millennium e stavamo parlando della parte professionale del ramo Microsoft, e Microsoft se ne uscì con Windows NT, che la versione più stabile di tutte di Windows NT fu il 4.0. Ok, Windows NT 4.0 era, diciamo, era distribuito in diversissime versioni. C'era la versione Workstation
che era dedicato proprio a chi lavorava, che ne so, di grafica o professionalmente, però non dal lato server, ma dal lato workstation, quindi lato PC, e c'erano dei PC molto molto potenti per l'epoca, già installato, guardate, già finito, quindi diciamo vi racconto quest'ultima cosa, poi qua sembra che funziona tutto. Tieni. Ecco, installato, proviamo a vedere un aggiornamento, vediamo aggiornamento Windows Update. Allora, verifica disponibilità di aggiornamenti, ecco, verifica disponibilità di aggiornamenti, tanto sta sulla rete, e così vediamo di fare qualche aggiornamento. Questa pennetta, come già detto anche dall'amico Manuel, la possiamo levare. Ok, e ci sono, questo sta facendo il download degli aggiornamenti, lo lasciamo lavorare. Nel frattempo vi stavo parlando di Windows NT 4.0 Workstation, dedicato quindi a dei PC configurati in modo da essere molto potenti, però a livello client, quindi a livello utente. Poi c'era la versione server di Windows NT 4 che uscì in diverse versioni. Ok, c'era pure Windows NT Terminal Server Edition, a cui si poteva accedere da altri client, da altri PC, direttamente a tutte le funzioni del server. C'era Windows NT 4 Data Center Server Edition, c'era diciamo diverse versioni di Windows NT 4, a seconda di quello che bisognava fare. Io ho installato tantissimi server con Windows NT 4 server sopra, ok? Poi bisognava aggiungerci Microsoft Internet Information Server se era un server web. Bisognava aggiungere tutti i vari servizi di stampa, quali anche Samba se era un print server. Diciamo, se era un file server bisognava andare ad installare delle applicazioni di terze parti per gestire quelle che erano i quota, cioè la quantità di dati che ogni utente poteva scrivere nelle directory condivise dal server. Poi c'era, diciamo, tutti i vari programmi, c'era NT Backup molto molto buono, io l'ho sempre utilizzato, schedulato sulle cassettine Digital Data Storage, le DDS, soprattutto dell'HP, ma un po' tutte le marche facevano le unità DDS, e quindi questa è la versione server. Perché vi ho diciamo parlato di Windows NT quando c'era anche Windows 98, Millennium e 95? Perché dall'unione di Windows NT e Windows 98, diciamo, uscì fuori Windows 2000. Windows 2000 fu uno dei sistemi operativi più stabili e più distribuiti di Microsoft, perché tutte le aziende, le grandi aziende, tutti diciamo le fabbriche che avevano più PC in rete, tutte quante utilizzavano Windows 2000 Server da una parte e Windows 2000 Professional dall'altra. Si tiravano su dei domini, i domini erano un gruppo di utenti, cartelle, stampanti, tutto quanto che veniva gestito da un server, tutte le risorse, diciamo, da condividere con i client. Venivano gestite, diciamo, tutte le sicurezze, quindi un utente poteva accedere a una risorsa piuttosto che a un'altra, e via dicendo. Quindi diciamo che il server gestiva tutte le sicurezze, e i client accedevano direttamente al dominio di quel server. È una cosa molto complicata, non facilmente spiegabile in due parole, però voi pensate come se il server fosse un'unità centrale, come diciamo prima. C'era l'architettura, che da una parte c'era il mainframe e dalla parte c'erano i terminali, però il terminale era un'unità stupida, chiamata così unità stupida, perché non c'era un sistema operativo dentro, non c'era niente. Il terminale via rete accedeva direttamente al mainframe, ok? In questo caso invece i terminali erano unità intelligenti, perché c'era un sistema operativo dentro, tutti i software dentro installati. Tra l'altro una funzionalità di Windows 2000 era quella di poter distribuire il software, cioè
si poteva avere una cartella, chiamiamola così, repository sul server Windows 2000, e se uno richiedeva l'accesso ad un determinato software veniva installato automaticamente nella fase di logon, nella fase di avvio del sistema operativo client, veniva installato, ne so, Word o Project o Outlook, qualsiasi software, veniva gestita l'installazione, diciamo, da remoto. Non bisognava avere il CD, non bisognava avere diciamo i dischetti, niente, veniva tutto quanto gestito tramite i server. Queste erano delle funzionalità molto importanti perché evitavano, soprattutto a noi che facevamo assistenza, di portarci. Io all'inizio andavo con una valigia piena di dischetti. Guardate un po' se ve lo faccio vedere, se trovo la scatoletta che sta qui da qualche parte, ancora una vecchissima scatoletta di floppy disk da 3 pollici e un quarto, non la vedo, vabbè, peccato, se no vi facevo vedere, noi andavamo in giro proprio con le scatolette, eccola qua, guardate, queste sono le scatolette di floppy che io mi portavo dietro per fare le installazioni, poi diventarono CD-ROM questi, e quindi andavo in giro, come vi ho fatto vedere, con i porta CD pieni di Office, di tutti i programmi possibili e immaginabili, e quindi uno andava in giro con tutti questi qua. Poi quando ci fu, diciamo, Windows 2000, noi creammo un server dove c'erano tutti i software e noi accedevamo via rete a tutti questi software. Nel frattempo ovviamente le reti sono state rinnovate, sono state migliorate. Dalla rete coassiale si è passata alla rete Ethernet. Per capirci, la rete coassiale ricorda molto il cavo dell'antenna, mentre la rete Ethernet è questa qui che conosciamo tutti, ce l'abbiamo tutti dentro casa, e sono gli RJ45, ok? Questi sono gli spinotti che si chiamano in termine tecnico RJ45, ok? E questo è un cavetto di rete, la rete adesso va anche a gigabit, la rete fisica, e poi ci sono anche le connessioni via fibra ottica che quindi non vanno più su questi cavi qua, ma vanno sulle fibre ottiche, e quindi si possono raggiungere velocità ancora maggiori, ok? E quindi forti anche di questa rete a stella, di questa rete che si basa su prima si chiamavano hub, ed erano gli hub a 10 megabit che distribuivano tramite un cavo che andava poi al router. C'erano diverse porte, noi avevamo gli hub a 24, anche 48 porte, vuol dire che ci si potevano connettere 48 PC, ok? E quindi diciamo che in Ericsson ce n'erano in cascata di questi hub tanti, Bay Networks, qualsiasi marca, Tricom anche li faceva. Poi gli hub vennero sostituiti dagli switch. Gli switch che c'ha di diverso dall'hub? Che l'hub va a 10 megabit, lo switch andava a 10-100, e gli switch che troviamo adesso nei negozi vanno a 10-100-1000, ok? Tutto autosense. Autosense significa che la velocità della rete veniva settata in automatico in base alla scheda di rete dell'unità a cui si connette, sia essa una stampante, un hard disk di rete, una televisione o un PC. Diciamo, quindi tutti questi switch erano autosense e sincronizzavano la velocità di trasmissione dati a seconda del client, ok? Quindi siamo arrivati a Windows 2000, con Windows 2000 Server, Windows 2000 Professional, però il tempo andava avanti e quindi la Microsoft per la parte client se ne uscì, poi la parte server andò avanti per i fatti suoi, Windows 2003 Server eccetera, mentre la parte client vide la nascita di Windows XP, considerato uno dei sistemi operativi più longevi della Microsoft, ok? Windows XP è un'evoluzione, è un miglioramento di Windows 2000. Windows XP era, anche se aveva parecchi difetti, era molto stabile. Uscivano una continuazione gli aggiornamenti di qualsiasi genere, e quindi diciamo fino alla sua ultima versione, quella mi sembra il Service Pack 3. Non ho parlato dei Service Pack. Windows 2000 aveva come aggiornamenti, uno li poteva fare piano piano che uscivano,
però se non era possibile farli piano piano che uscivano, perché non tutti avevano internet eccetera, anche allegati alle riviste uscivano i service pack. Service pack erano un insieme di aggiornamenti uniti in un unico file che uno lanciava, e questo file andava a installare tutti gli aggiornamenti, che ne so, di un mese. E quindi diciamo questi service pack uscivano una volta ogni 3-4 mesi, diciamo, il service pack. Windows 2000 ne ebbe diversi, mi pare che arrivammo al 6. Windows XP uscì mi pare fino al service pack 3 per Windows XP. Così la Microsoft evitava di far uscire un sistema operativo nuovo, e però rilasciava degli aggiornamenti che andavano a migliorare tutti i bug che venivano comunicati anche dagli utenti durante l'utilizzo del sistema operativo. Quindi XP durò tantissimi anni. Dopo Windows XP ci fu Windows Vista, che per molti non fu una scelta molto felice di Microsoft, perché aveva un sacco di bug, problemi di compatibilità, problemi di retrocompatibilità con diciamo il software più vecchio, problemi di compatibilità con il software più nuovo, dava anche problemi di compatibilità con alcuni hardware, quindi con alcuni scanner per esempio, con alcune cose dava proprio un sacco di problemi, e Windows Vista fu, diciamo tra virgolette, un flop della Microsoft, che corse ai ripari facendo uscire Windows 8. Poi fece uscire Windows 8.1, Windows 10, e attualmente siamo a Windows 11, che molti dicono sia l'ultimo Windows che rilascerà la Microsoft, però io ho visto in giro anche Windows 12. Ok? Qui siamo arrivati al 95%, direi che la live è durata 53 minuti, cioè, sto altri 5 minuti in live perché poi devo fare un sacco di altre cose, altri 5 minuti e poi ci salutiamo. Vediamo se in questi 5 minuti riesce il PC a finire gli aggiornamenti. Grazie mille a Manuel che mi ha detto di usare Shift F12 per far comparire il boot menu. Io premevo solo F12, evidentemente F12 senza lo Shift, qui c'è disegnata la Wi-Fi, abilitava e disabilitava la Wi-Fi. Ok? No, attualmente non esiste, è tutto. Poi ci sarebbe da dire tante altre cose, Manuel, sui code name, e io ho tanti CD che non si chiamano come sono stati chiamati i sistemi operativi, per esempio Windows Longhorn. C'è una pagina Microsoft, se la cercate tramite Google, dove ci sono i nomi in codice di tutti i sistemi operativi della Microsoft. Ok? Guardate che sono veramente strani i nomi in codice. Windows 12 non esiste, però che io sappia ci stanno lavorando. Adesso vi faccio vedere una cosa, diciamo un'immagine che ho qui sul cellulare. Guardate, ve la faccio vedere al volo, la cerco, e Windows, la cerco e ve la faccio vedere un secondo, ecco, Windows 12.1 beta, vedete? Ma non è, ovviamente questa non è rilasciata da Microsoft, queste sono tutte cose amatoriali momentaneamente, però non è detto che la Microsoft non stia in, diciamo tra virgolette, quasi in segreto, in sordina, lavorando a un sistema operativo come Windows 12. Allora, un attimino solo che voglio vedere, perché c'era anche un'altra immagine che avevo trovato. Allora andiamo, Windows 12, aspetta, ve ne faccio vedere un'altra che è già un annetto che gira questa immagine, perché ovviamente Microsoft continua a tirare avanti con Windows 11, che non ha problema. Ah sì, Longhorn era vista, bravo, vero che sei. Chicago era Windows 95, il progetto Chicago, come no? Sì. Comunque ci stanno, allora, Windows 8, Windows XP, che qui finiscono il supporto. Tra l'altro io sto facendo la live con un PC con Windows 7 sopra. Windows 7 è molto buono, con tutto.
vedete, ecco, questa è l'altra immagine che vi volevo far vedere. Questo è l'avvio in teoria di Windows 12. Ok, Windows 12, ma sono tutte secondo me skin di Windows 10 e Windows 11 queste qua. Oh, questo intanto va avanti, mo è andato, ha finito di installare quelli di prima che stavano al 95 e già sta al 32% di quest'altro aggiornamento. Certo ce ne saranno tantissimi da fare, comunque li faremo, non è un problema. E poi così ci sarà il sistema operativo tutto bello aggiornato. Allora, quindi, tra l'altro mi sa che me l'ero dimenticato Windows 7 di nominarlo. Io ho ancora Windows 7 sia qui sia sull'altro PC di là. C'hanno 16 giga di RAM questi PC e c'hanno infiniti hard disk. Però c'è il fatto che Chrome da 2 giorni a sta parte non mi si aggiorna più perché mi dice che devo mettere Windows 10 o Windows 11. OBS non si aggiorna più già da 6 mesi perché la nuova versione di OBS richiede minimo Windows 10. C'è un altro programma che non mi si aggiorna più. G Drive, Google Drive, che mi permette di accedere ai miei file e averli sia offline che online sul PC, non funziona più su Windows 7 ma ha detto Windows 10. Tra l'altro io ho anche Office 2010, una vecchia versione che io avevo comprato licenziata per Morena Computer. Io stavo ancora utilizzando quella versione che però ovviamente andrebbe sostituita con Office, l'ultimo Office che mi pare essere il 2023 mi pare, e tra l'altro Office 2023 richiede minimo Windows 10, quindi purtroppo mio malgrado dovrò acquistare un altro di questi SSD. Tra l'altro mi hanno consigliato vivamente anche i Kingston. Questi Kingston sono anche molto buoni, io ne comprerò uno da 480 giga. Il computer che usi per andare in diretta che caratteristiche ha? È un i5 di prima generazione con 16 giga di RAM, c'ha una scheda video Nvidia mi pare con 4 giga o 8 giga di RAM a bordo. Non mi ricordo, dovrei lanciare il programma Specci per vedere le caratteristiche. E poi c'ha tanti hard disk, c'è un hard disk col sistema operativo che era un SSHD da 2 pollici e mezzo, da 1 tera, c'aveva 128 giga di SSD e il resto in disco meccanico, quindi è un SSHD. Non li fanno più questi SSHD perché non c'ha più significato, perché uno conviene che mette un SSD così e poi io ho gli hard disk da 5 tera. Mannaggia, non riesco a trovare niente oggi. C'ho poi gli hard dischetti USB 3 da 5 tera che li attacchi all'USB e hai risolto. Quindi conviene dentro mettere un SSD o anche un hard disk di quelli sottili che quelli hanno il bus anche più veloce del serialata, e quindi conviene l'NVRAM là, come si chiama, e quelli sono hard disk anche molto più veloci. Quindi diciamo che il mio mi ci trova ancora molto bene, riesce a fare streaming su tre piattaforme, perché io sto andando adesso su Twitch. Tra l'altro non ho visto se qualcuno ha scritto su Twitch, andiamo a vedere su Twitch se qualcuno ha scritto qualcosa su Twitch. No, su Twitch c'è una persona che ci segue su Twitch. Poi sto andando su YouTube e sto andando anche su Facebook contemporaneamente su tutte e tre. Qui è arrivato al 48%, lo sto già installando, però ovviamente questo c'ha 4 giga di RAM, questo con cui sto facendo streaming ce n'ha 16 di giga di RAM, quindi è diverso. Tra l'altro quello che ho di là di Windows 7 c'ha i dischi in RAID, c'ha 4 dischi da 2 tera in RAID 5. Quindi quando dovrò fare l'aggiornamento devo capire bene se verranno visti il RAID 5 fatto con Windows 7 oppure mi toccherà liberarli prima da tutti i dati, che sono 6 tera di dati, perché come sapete il RAID 5 su 4 dischi uno si perde per fare il RAID, quindi diciamo che su 8 tera ce n'hai disponibili 6. Quindi bisognerà avere pure un hard disk abbastanza capiente per fare il backup dati e poi andare ad aggiornare il sistema operativo.
macello pure della... Quello pure c'ha 16 giga di RAM ed è un i5 di prima generazione. Però io mi trovo bene, le schede video so quelle lì, diciamo, non so, super schede video, anche perché io non ci gioco con i PC. Semmai faccio qualche montaggio video, ma video da 5 minuti, 10 minuti, non di più, perché sennò poi non ce la fa a fare il rendering, comincia a metterci ore e ore e a quel punto non conviene più. Quindi diciamo io ci lavoro molto molto su immagini fisse, e quindi per le immagini fisse va più che bene. Io ci faccio, ecco, le- 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 le copertine per questi video che pubblico su YouTube, qualcosa che pubblico su Waveful, qualcosa che pubblico su Facebook e via. Tra l'altro vi volevo invitare ad iscrivervi a Waveful, che è un social network tutto italiano, che è nato un paio d'anni fa, ed è molto molto buono. Siamo più di 100.000 gli iscritti. Il link lo trovate in descrizione, quindi se volete vedere un nuovo sistema, un nuovo social network, iscrivetevi a Waveful. È molto simile a TikTok, però diciamo vi permette anche di creare quelli che vengono chiamati gli tsunami, cioè dei gruppi, ok, dove potete trattare gli argomenti che più vi piacciono. Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo, è 1 ora e 3 minuti che siamo in live. Qui continuano gli aggiornamenti. Comunque quello che volevo farvi vedere è che si può tranquillamente sostituire un disco meccanico come questo. Calcolate che questo PC ad avviare Windows 10 che stava qui sopra, mi pare che ci metteva quasi un quarto d'ora, più di un quarto d'ora su un disco meccanico. Questo è un disco meccanico vecchissimo come il cucco, da 200 giga, quindi vecchio come il cucco. L'abbiamo sostituito con questo SSD. Dove sta la scatoletta? Eccola. Con questo SSD Kingston da 240 giga, quindi pure 40 giga in più, ed è molto molto più veloce. Il prossimo step, dopo aver installato il sistema operativo, sarà acquistare un altro banco di RAM da 4 giga per portarlo a 8 giga, che è il massimo che questo PC riesce a supportare. Quindi due banchi di RAM da 4 diventano 8 giga e questo PC rinasce completamente per poter essere utilizzato per Office, ok? Quindi non pensate di andarci a giocare in 3D, perché non ci giocate in 3D, però a livello di Office, di 2D, va benissimo questo PC. E quindi con 20 euro ho pagato l'hard disk, in altri 25 costa la RAM, quindi con 45 euro avete rinnovato un buon PC. Ovviamente con Windows 10, perché qui Windows 11, a parte che non si installa quello originale Microsoft, però andando a fare una piccola modifica nell'installazione si potrebbe installare anche Windows 11, però secondo me questo PC con Windows 10 e con un SSD Surplus 24, ok, vado a vedere Surplus 24 se ha la RAM. Tra l'altro la RAM originale che monta questo è una Samsung. Io ho visto anche su Amazon un'altra Samsung uguale, identica, spiccicata, quindi magari vado a vedere sul negozio di Surplus 24 se ha la stessa RAM da 4 giga. Per me non c'è problema, dove la compro è uguale. Quindi Surplus 24 ve lo consiglio anche a voi, andatelo a vedere su eBay, il negozio Surplus 24, consigliato dall'amico Manuel. In chiusura, vedete qui sopra sta scorrendo e se ne va, www.starwarsstore.it, è un sito dove troverete tutti diciamo oggettistica. Su Amazon bisogna vedere, perché su eBay devi pagare le spese di spedizione. Io ho il Prime, ovviamente, avendo tutti i dispositivi Eco Show, Eco qua, Eco là, avendo tutte le varie pennette. Io i televisori non li ho cambiati perché non mi interessa che l'antenna sia di VBT2, 3, che cambino tutto sull'antenna, lo staccate proprio le antenne, e io utilizzo le Fire Stick TV e mi trovo tanto bene. Quindi avendo tutto, c'ho anche Amazon Prime per comandare tutto stambaradam, e quindi c'ho la consegna gratuita in 24 ore. Ok, bisogna vedere se su eBay con le spese di spedizione costa di meno. Va bene, uno può sempre consultare, diciamo, internet è bello proprio per questo, si fanno i confronti molto velocemente.
Vi consiglio anche di andare, ecco, sta passando adesso su legolando.it, vedete, legolando.it. Legolando.it è un sito dedicato ai Lego, come vedete qui dietro a me. Io ho, guardate, questi me l'ha un po' girati mia moglie, questo lo dovrò montare a breve. Questo è il bambino Grogu di The Mandalorian Star Wars, ok? E poi lì dietro c'è Lego Friends che lo dovrò fare insieme a mia figlia. Lego Friends, guardate un po', Lego Friends, questo è un bellissimo Lego Friends, gli sci, la seggiovia con gli sci. E poi c'è www.renijstory.it, che è dedicato interamente alla musica, giradischi, mixer, casse attive, passive, cuffie, microfoni, webcam, e chi più ne ha più ne metta. È un sito dedicato prettamente alla musica. Poi c'è il mondo del vinile.it, dove troverete i vinili in vendita su Amazon. Lì c'è un elenco già molto molto grande di vinili che trovate su Amazon, molti sono esauriti. Quando non c'è il prezzo sotto vuol dire che sono esauriti e non li trovate più. Molti sono in tiratura limitata, quindi ne vengono stampate 500.000 copie e finiscono subito. Non ultimo per importanza è classe74.it, che è un sito più generico, contenente link ad alcune pagine che non sono di facile reperibilità su Amazon, quindi andate a vedere anche classe74.it, ok? È stato pianificato il riavvio. Allora vediamo un po' qui addirittura d'arrivo. Allora seleziona un'ora per il riavvio e riavvia ora, che domani alle 3 di notte sto eseguendo il riavvio. Aspettiamo un attimo che si riavvia. Preparazione di Windows, non spegnere il computer, ve lo giro un po' più verso di voi. Preparazione di Windows, non spegnere il computer. Vediamo quanto ci mette a fare un riavvio e a installare questi aggiornamenti. Tra l'altro non ho sentito l'audio, quindi adesso voglio provare. È stato, voi sapete che il giorno 14 di febbraio del 2023 Microsoft ha chiuso Internet Explorer, uno dei più vecchi browser che ci stavano, e ha sostituito Internet Explorer con Edge. Io utilizzo sempre Google Chrome, mi trovo benissimo sia sul cellulare che sul PC, però ancora ci sono Opera, per esempio, c'è Firefox, c'è Dolphin Browser, ce ne stanno tanti di navigatori internet. Io mi trovo molto molto bene con Google Chrome e continuo ad utilizzare quello. Comunque cercatene pure altri. Opera non è male, io prima utilizzavo Opera per fare qualunque cosa. Firefox c'è, all'epoca io mi ricordo che prima, quando c'era Windows 95, noi su ogni PC ci installavamo Netscape, perché la internet aziendale, le pochissime pagine internet aziendali che venivano pubblicate, venivano testate con Netscape Navigator, ok? Quindi solo per quello. Poi Netscape c'era il fatto che c'era anche per Linux e per Unix, e molti avevano le SAN sulle scrivanie e quindi utilizzavano. Ciao Tony, benvenuto. Pronto per questa prima di Mixed by Harry? Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito. È uscito sia il libro e domani uscirà, diciamo, nei cinema il film Mixed by Harry, preso dal libro e preso dalla storia vera dei fratelli Frattasio, ok? Saluto tanto Enrico, ok? Visto che si è collegato Tony, grande Tony. Io stavo aspettando un attimino perché voglio far vedere quanto ci mette a riavviarsi questo PC. Intanto fuori è riuscito il sole, come vedete la finestra da lì mi entra tutta la luce, mi illumina tutto il giorno solo da quella finestra lì. Ai 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 ai. Io direi che secondo me possiamo pure chiudere la live, perché ci sta mettendo parecchio. Preparazione di Windows. Tra l'altro purtroppo hanno levato le lucette dell'hard disk e quindi uno non lo sa che sta facendo, perché queste non sono luci dell'hard disk. Vabbè.
Ok, ci riprenderemo. Sei un po' influenzato e date, devi riprendere per domani, eh. Devi andare a vedere la prima di Mixed by Every. No, la prima, diciamo, diciamo il primo giorno di proiezione, perché la prima c'era oggi. Ok. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, ringrazio tantissimo Manuel anche per i consigli datemi in chat, grazie mille. È stato così possibile andare a installare Windows 10 su questo PC Toshiba Satellite. È un bellissimo Toshiba Satellite, anche questo è un i5, ma magari questo è di terza generazione, perché questo era più nuovo. Dentro c'è una scheda video Nvidia GeForce, si vede pure dagli adesivi che venivano attaccati sui PC. Comunque poi vedremo quanto tempo. Ah, vedete, è comparso. Operazione sugli aggiornamenti, completamento operazione 15%, 16, 18, 19, 21, vedremo, corre 22, 24. Bene, bene, 25, 26, 27, 28. No, adesso cammina. Vediamo di attendere un attimo, voglio vedere. 30%. Se si blocca allora poi ci salutiamo, ma avanti. Io poi, ragazzi, metteteci pure che sto fermo da 10 anni. Cioè io quando ho chiuso Morena Computer e ho aperto la pizzeria, che era Pizza Margherita, l'oasi della pinza romana, io ho chiuso quei computer, non ho voluto più saperne niente. E quindi che cosa è successo? Che molte cose me le sono scordate, ragazzi. Io vado a memoria, però non solo gli anni avanzano, ma avanza pure il tempo che c'è dall'ultima volta che ho fatto questo lavoro. Io ho chiuso nel 2014, quindi sono 9 anni che ho abbandonato, non l'ho fatto più per nessuno, quasi neanche per mio padre. Tra l'altro mio padre a novembre io ho preso il PC nuovo, se l'ha installato da solo. Eh, sì, sta al 90%, 92, 94, 96, 98, Toshiba. Ok, è bello che ha riconosciuto che è un Toshiba. Benvenuto. Ok, però l'audio c'è. Io voglio vedere, ecco, Microsoft Edge. Ok, Microsoft Edge. You must be the PC. Che vuole? Andiamo su youtube.it, andiamo a vedere, diciamo, si apre YouTube. Eccolo qui, vediamo cosa ci consiglia youtube.it. Juventus Torino 4-2. Vabbè, non ci frega niente a noi di tutta sta storia. Aggiornamenti installati, mi dice, ok. Aggiornamenti installati. Che devo dire? YouTube è un po' lento ad aprire sta pagina, vedete quanto ci mette. Pure è vero che YouTube è diventata una pagina pesantissima. Vediamo House Relax, va. Vediamo un po'. Provo a metterlo pure a tutto schermo. Vabbè, pubblicità 3 0. Salta gli annunci. Vediamo un po', poi dovrò pure aggiornare i driver, Modalità tutto schermo. Si sente, va. Mo non vorrei che mi bloccano il video perché c'è la musica e io la blocco. Ok, grazie a tutti di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima live, non so quando è. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella se siete interessati ai contenuti che io faccio. Sono molto vari, come vedete spaziano dai Lego, retro computer, soprattutto Commodore, Sinclair. Qui vedete, ho fatto vedere nell'altra live, questo è il duplicatore per attaccare due dataset al Commodore 64, e questi integratini che si vedono sono delle zip RAM per i vecchi 8086 8088.
Quindi io, diciamo, poi ho la passione anche dei fumetti, cartoni animati, e quindi andiamo a sfogliare riviste che riguardano questo argomento. Insomma, il mio canale è molto vario. Reni J, Reni Retro e Reni Toons. Questo sono io. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, preparo la sigletta di chiusura e vi do appuntamento alla prossima live. Ok? Un saluto da Reni Retro. Ciao a tutti, grazie di essere stati con me. Ciao.